Eccoci qua, eccoci qua. Dopo tanto tempo siamo ritornati. Ci sto io, ovviamente, ci sta Cirup sulla bascia, non so se lo vedete. Ciao ragazzi. Sta studiando per i suoi video perché una cosa non la sapete, Ciluzzo ritornerà nel suo canale di YouTube che si chiama Luca Arena e ricomincerà proprio a fare video, farà vlog, fare tante cose belle. E quindi comunque benvenuti in questo video e diciamo che ci sono tante novità. La prima novità, che comunque credo che la maggior parte di voi già sa, è che ci siamo avuto uno studio, cioè questo che vedete. Per ora è così, non è un granché, però comunque abbiamo trovato questo cesso e l'abbiamo proprio ristrutturato dalla testa ai piedi, l'abbiamo trasformato perché comunque era una vera chiavica. Ma banda alle ciance, ciance alle bande, io sto facendo questo video perché voglio farvi vedere una cosa che mi è arrivata da YouTube, una cosa bellissima. Quando ho cominciato a fare video io non riuscivo mai a immaginare che arrivava a un punto che ricevevo sto coso, no? Voi faccio vedere che cos'è sto coso. E quando ho cominciato così, scherzando, divertendomi, così, perché comunque fare video è stata sempre una mia passione, e così, piano piano, andando avanti, le cose andavano bene ed è diventato un vero e proprio lavoro per me. La mia più grande soddisfazione è questa qua. Poi, superando i 100.000 iscritti su YouTube mi ha regalato questo coso. Non è uno scatolo di scarpe, ma è una specie di quadretto che mo vi faccio vedere. Da pure la spugna caso mai la vedi piatta, vi manca, però non lo pezzettino, non saranno problemi. Ed ecco qui. C'è qua giù. Io non riuscivo mai a immaginare che lui mi arrivavano così chiste. Cioè non ci credeva sta cosa, questo è tutto. E qua c'è scritto Carmine Migliaccio, congratulazioni per aver superato i 100.000 iscritti. È una cosa meravigliosa, una soddisfazione grande per me e poi è bella proprio. Sto cosa è soffice, non so che materiale è soffice, sto sacco, andrei a chiappinicola, ma va bene. Sto coso sfortunatamente non è oro, questo è silver button. Poi quando arriverò ad 1 milione, ad 1 milione mi arriverà il golden button, questa è la cosa. E niente, volevo far vedere sto coso perché per me è una grande soddisfazione. Era un pen, lo metto da qualche parte qua nello studio. E per me è una grande soddisfazione perché comunque quando ho cominciato a fare video la mia vita comunque è cambiata, diciamo, in un certo senso. Io non sono cambiato, sono rimasto lo stesso, però la mia vita, le abitudini, ovviamente io lavoravo con mio padre, quindi vi lascio immaginare, ho lasciato il lavoro di mio padre per intraprendere questa cosa dei video e all'inizio io non guadagnavo neanche un euro, questa è la cosa. Man mano io ho creduto in questa cosa, sono andato avanti e mi ritrovo qua, ho cominciato a guadagnare qualcosina da YouTube sono passato a fare spettacoli per matrimoni, comunioni, compleanni, sorprese, feste di piazza, comunque ho fatto tantissime conoscenze ed è bello, perché sono arrivato ad un punto che ci siamo aperti uno studio perché a noi serve per stare tranquilli, perché voi forse non lo sapete, ma noi ad esempio la notte a noi ci piace scrivere i video, ci piace ideare video e quella è la nostra ispirazione, viene di notte, questo è tutto, è di notte stare a casa, mamma mi rompeva, papà mi rompeva, frate mi rompeva, non poteva non poteva fare casino, si voleva registrare un video la notte, non lo poteva fare e quindi niente, ci siamo aperti questo nostro rifugio, che poi in un altro video vi farò vedere stanza per stanza com'è, tutto quello che abbiamo accattato, come abbiamo fatto, vi farò vedere prima com'era e ora com'è diventato. E comunque questo rifugio ci serve per questo, per fare video, per scrivere comunque il copione degli spettacoli che facciamo, per fare tantissime altre cose, perché comunque con l'apertura di questo studio faremo tante cose, ad esempio corsi per chi vuole diventare uno youtuber, magari possiamo insegnare a qualcuno quello che noi abbiamo imparato in questi anni facendo video, le basi, come funzionano comunque i guadagni di YouTube, come bisogna fare per ottenere comunque un pubblico
e quindi le basi per cominciare a fare video. Come dicevo, per me è una soddisfazione perché sono arrivato ad un punto che sto creando quello che a me piace fare e secondo me voglio questa cosa più bella, cioè, non c'è cosa più bella. E volevo chiedervi un favore, voglio un unico favore, uno solo, piccolo e così. Non mi scrivete nei commenti, ma Sara, ritorna con Sara, Sara, per favore, per favore. Questo è un argomento chiuso che rimane tra me e Sara. Questa è la cosa, capisco che comunque vi dispiace della situazione, come dispiace anche a me, dispiace a Sara. Però comunque è andata così, punto e basta. Non è che se mi dite ritorna con Sara io dico vabbè mo ritorno, perché comunque così se ritorniamo insieme a fare video facciamo un sacco di visualizzazioni. A me non me ne fotte delle visualizzazioni, mi interessa solamente dello stare bene, che sta bene Sara e che sto bene io e che è stato buono lui, ovviamente, questa è la cosa. Aperti e chiusa parentesi. Oggi io non so cosa dirvi, vi faccio salutare da Ciruzzo perché a breve lui ricomincerà a fare video sul suo canale che si chiama Luca Arena. Ciruoni, cavolo, uno a salutare Ciruo. Vabbè, inizio un bene saluto. Ciro. Ne la motocicletta sta. Ciao ragazzi. Quindi guardate com'è bella, si è fatta più bella ancora, ve lo ricordate che era Big Bubble. Big Bubble, ora è diventato Virosol. Si è fatta sic. E niente, lui comunque ricomincerà a fare video sul suo canale e farà vlog, quindi vi farà vedere come noi passiamo le giornate qui nello studio e lui registrerà tutto. Questa è la cosa, se andiamo a fare qualche spettacolo, se andiamo a fare qualsiasi altra cosa, si registra e trovate tutto sul suo canale e poi seguite quanto è bello, lui ha commentato, vi ha il numero suo, che le ci piace fare, insomma. No, vai. Questo è tutto? Sì, uno così. Ma tu vuoi? Ciao ragazzi. Io chiudo qui questo video perché mo mi devo mettere al lavoro, devo scrivere altri video, devo fare altri video. Questo lo metto da parte, lo monto dopo e poi mi metto a scrivere e a fare altri video. Sempre a fare, una volta che stai nel tuo ambiente, quindi nello studio dove comunque tu ci vai per fare video, qua fai video. Questo è tutto, quindi io mi metto sotto e mi ci metto a studiare, diciamo, a studiare. Quindi vi lascio, fate buone cose e al prossimo video, ciao!